Celiachia, diarrea acuta, intolleranze alimentari e nutrizione del bambino dall'infanzia all'adolescenza sono solo alcuni dei temi affrontati stamane nella prima giornata del convegno titolato Gastroenterologia pediatrica a Cragantino. 2 giornate di lavori che richiameranno relatori e moderatori esperti in campo nazionale ed internazionale che da anni studiano i problemi relativi all'alimentazione. Abbiamo voluto organizzare, per iniziativa del Presidente del Congresso, che è il dottore Iacono, da un'idea sua abbiamo poi iniziato un meccanismo di collaborazione che vede i protagonisti, oltre al dottore Iacono, il sottoscritto e il dottore Gaetano Alletto, rispettivamente ognuno con i propri ruoli, cioè il mio ruolo di direttore dell'unità operativa di pediatria di Agrigento, e Gaetano Alletto invece presidente provinciale della FIMBI. In questo meccanismo organizzativo vogliamo trattare quella che è una peculiarità da un punto di vista sanitario che riguarda la pediatria in generale, ma in modo particolare il problema gastroenterologico. Ci sarà un dibattito proficuo e da questo dibattito proficuo nascerà un'informazione, una formazione che è valida sia per i pediatri di base, sia per i pediatri ospedalieri, ma anche per i medici della continuità assistenziale, per i medici di medicina generale. Numerosi temi trattati all'interno di questi 2 giorni di lavori, dalla celiachia alla diarrea acuta alle intolleranze alimentari. Quanto sono importanti questi temi non solo nell'ambito della pediatria, ma un po' estesi a tutta quanta la società? Non c'è dubbio. Noi veramente diciamo che il bambino non è un adulto piccolino e al contrario l'adulto non è un bambino grande. Stanno delle peculiarità completamente differenti, ma patologie che sono presenti sia nell'ambito pediatrico che nell'ambito dell'adulto. La patologia gastroenterologica incide sul 30, 35, certe volte 40% dell'attività di ogni pediatra nel proprio ambulatorio personale. E allora quindi come diceva il dottore Gramaglia poc'anzi, il compito nostro è quello di venire a portare le novità in assoluto su alcuni di questi argomenti e li porteranno chiaramente degli scienziati di fama mondiale che ho avuto la fortuna di coinvolgere in questo mio progetto in quanto agrigentino e in quanto gastroenterologo all'ospedale Bambini di Palermo.